ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Nel provvedimento in cui si dice al comandante della nave di lasciare il porto di Catania con i 35 migranti rimasti a bordo non c'è una scadenza e un termine temporale. Lo sottolineano ambienti vicini ai legali della Humanity One, anche in relazione alla tempistica di presentazione dei ricorsi al TAR e al Tribunale Civile. Una sanzione di 50.000 euro se non lasciano il porto di Catania è stata notificata alle due navi delle ONG, ma non c'è stata conferma alla notizia da parte di Medici Senza Frontiere. Intanto 3 migranti si sono buttati dalla nave Geo Barents, gli individui si sono lanciati in mare con la speranza di raggiungere la terraferma. Hanno nuotato fino a un galleggiante, ma poi sono stati recuperati dalle autorità e portati sul molo vicino alla nave di Medici Senza Frontiere. Forti le parole del deputato Angelo Bonelli al rientro da una ispezione sulla nave in questione. La situazione a bordo è veramente drammatica. Mentre eravamo all'interno, una persona è stata sottoposta a sedazione e nella nave c'è in corso un'infezione. Si è lanciato dal balcone di casa ed è finita miracolosamente tra le braccia di Massimo Cirasa, ispettore della Polizia Municipale di Siracusa, che ha salvato così la vita a una donna del Ragusano. L'allarme era stato dato da alcuni ragazzi che hanno attirato l'attenzione della pattuglia. Posizionata a cavalcioni sulla ringhiera del balcone di casa, si è lasciata cadere, ma la prontezza di riflessi dell'ispettore siracusano, ma in servizio a Ragusa, ha permesso di fargli prendere la donna al volo, che è caduta tra le sue braccia. È finito in manette un ventenne catanese a seguito di perquisizione operata dagli agenti della Polizia di Stato di Catania nella sua abitazione del quartiere Librino. In casa il giovane deteneva oltre 6 kg di marijuana e 2 involucri in plastica con all'interno 230 grammi di cocaina, rinvenuti anche diversi oggetti idonei al taglio e al confezionamento della sostanza. L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere Piazza Lanza. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna alle 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.